Si celebreranno giovedì alle 15 i funerali di Giannino Breda, Luciano Stella, Maurizio Lotte e Fabrizio Bortolin, le 4 vittime della furia dell'acqua nella zona del Molinetto della Croda. Un funerale congiunto a sottolineare come si sia trattato di un'unica grande tragedia, con le 4 bare vicine nella chiesa di Pieve di Soligo, che sarà certamente troppo piccola per ospitare tutte le comunità della zona, e così sono già previsti dei maxi schermi all'esterno e per la prima volta sarà lutto in tutta la regione. L'intero Veneto si fermerà per rendere omaggio alle vittime del disastro di sabato sera. Oggi a Refrontolo è arrivato per un sopralluogo anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, accompagnato dal governatore del Veneto Luca Zaia. Nel corso dell'incontro Zaia ha chiesto al governo 2 miliardi di euro, la cifra necessaria per mettere in sicurezza il territorio della regione, cifra già indicata nel piano pluriennale presentato nel 2010. 2 miliardi, il piano che abbiamo presentato, sono convinto che il ministro Galletti sarà dalla nostra parte, anche perché il Veneto ha una prerogativa rispetto a tutte le istanze che si presentano a livello nazionale. Noi siamo in grado di cantierare subito questi progetti, cioè la cantierabilità noi la garantiamo. Garantire la cantierabilità vuol dire essere assolutamente in grado di garantire poi la spesa. Immediata la risposta del ministro, che giudica impossibile accontentare questa richiesta. Io penso che Zaia abbia fatto una dichiarazione giusta dal suo punto di vista, è giusto che Zaia faccia presente quelle che sono le esigenze dei territori, così come io devo dire quelle che sono le esigenze di tutto il territorio nazionale. Il ministro Galletti ricorda che l'accordo con il Veneto prevede un finanziamento di 43 milioni, cifra molto inferiore, di cui 35 a carico dello Stato e 8 della Regione. 17 sono già partiti da Roma, gli ultimi pochi giorni fa. Meglio spendere più in fretta e senza lacciuoli burocratici soldi già in cassa e puntare alla prevenzione, che costa 8 volte meno dell'emergenza, e infine puntare sui fondi europei pluriennali. 2 miliardi servono per il Veneto, per una regione sulle 20 italiane. Quindi noi stiamo parlando di risorse ingentissime. Per quello io non sono qui a dirvi che prendo un impegno di sistemare questo paese dal punto di vista idrogeologico per sempre, perché non sono nelle condizioni di poterlo fare. Quanto al proliferare eccessivo di vigneti di prosecco che avrebbero minato la sicurezza idrogeologica del terreno, è una questione che Zaia esclude senza mezzi termini. La causa del disastro, secondo il governatore, sono solo i 10 centimetri d'acqua per metro quadro caduti in un'ora e mezza. Guarda, i vigneti di prosecco ci sono sempre stati. Peraltro vorrei ricordare che prima dei vigneti di prosecco qui c'erano prati e c'erano comunque coltivazioni. Quindi quello che vedete oggi come bosco è un bosco che non è un bosco di 100 anni fa, di 200 anni fa, è un bosco molto più recente. Poi basterebbe visitare queste zone per capire che questo non è assolutamente vero.